In questo video voglio parlarti di uno studio molto importante che va a comparare i fattori psicologici di una persona con i suoi disturbi somatici. Uno studio del 2024 veramente grande, perché parliamo di 3.868 pazienti all'interno. Uno studio che include più di 30 studi all'interno dal 2009 al 2024. Quindi se la tua domanda è l'ansia o altre problematiche di carattere sono correlate al mio dolore? Sì, no. Chi nasce prima, chi nasce dopo? Spero che alla fine di questo video, anzi sicuramente alla fine di questo video, avrai una situazione chiara di che cos'è che crea o perpetua i dolori persistenti. Qui stiamo parlando di disturbi somatici, quindi parliamo di fatica cronica principalmente, fatica, e di dolori cronici. Dolori cronici possono essere ovunque, quindi non stiamo parlando solo di cervicalgia e mal di schiena, possono essere ovunque. Queste persone hanno sofferto di dolori cronici che non sono, diciamo, correlati a problematiche unicamente fisiche, quindi hanno eliminato da questo studio i pazienti che soffrivano, per esempio, di cancro o di infortunio di infortunio post-traumatico, quindi traumatico intendo fisico. Tutti gli altri erano messi all'interno di questo studio. Quindi i fattori psicologici possono essere correlati sì o no alla severità del disturbo. Severità vuol dire intensità del disturbo. Molte persone mi dicono: com'è possibile che solo l'ansia mi crea questi dolori anche molto intensi alla cervicale? Può essere che il mio carattere che mi crea questi dolori? Probabilmente lo scoprirai in questi pochi minuti. Quindi ci sono 3 fattori che andremo a vedere uno dopo l'altro, che hanno visto in questi 3.868 pazienti che erano comuni a tutti. Comuni a tutti o in percentuale molto elevata. Adesso ti dirò le percentuali. Quindi ci sono 43 studi qua all'interno, 43. Il primo fattore è questo. Depressione. Cioè, più dell'80% delle persone che avevano dei disturbi anche molto elevati soffrivano di depressione. Ora, ovviamente, dobbiamo anche chiamare questa parola depressione in modo univoco per tutti. Chi soffre di depressione può essere anche che soffre di dolori o disturbi somatici anche molto intensi. Secondo, ansia. Qua più del 55%. Quindi è stata correlata l'ansia alla severità del disturbo, al disturbo somatico e non viceversa. Un'altra paura della propria salute. In altre parole, qua stiamo parlando di ipocondriismo, ipocondriaca. Perché ipocondriaca? Perché ovviamente se soffri di una problematica così intensa o così lunga di tempo, pensi che ci sia qualcosa di grave. In realtà questa è una tua convinzione che non è basata su nessun fatto fisico. Qua mi fermo un attimo perché se sei in questa condizione qua, il mio test, l'autovalutazione per i dolori disturbi somatici, psicosomatici, la trovi nel link in descrizione. A quel punto vedi più di 15 punti che sono caratteristici dei disturbi psicosomatici, quindi creati da una mente, creati da un cervello che è andato in ipersensibilità, così che questa parte di ipocondriaca vai a diminuire drasticamente, semplicemente da un'autovalutazione. Quindi ipocondriaca, qua stiamo parlando del 31% delle persone che soffrono di disturbi somatici in questo studio, che ricordo 3.800 persone non sono poche, erano ipocondriache. Ora, sommiamo questi 3, li mettiamo su una persona sola e chiaramente vediamo
che il rischio di queste due problematiche, fatica cronica e dolori cronici, è praticamente al 100%. Ora, quali sono veramente i fattori di rischio che vanno non a creare ma a perpetuare il dolore? Quindi mettiamo che io non soffro di dolori persistenti, ma soffro semplicemente di cervicalgia, perché un giorno sono praticamente caduto, mi sono fatto male al collo, e da là io ho un rischio di perpetuare questo sintomo. Il rischio non lo dà, diciamo, la problematica fisica stessa, ma la dà la problematica psicologica, diciamo il periodo in cui questo ci è capitato. Sia il periodo stesso che la nostra personalità che ci portiamo dietro da anni. Quindi i fattori di rischio sono questi: catastrofizzazione. Praticamente catastrofizzazione cosa vuol dire? Che sento dolore alla cervicale e penso che è un tumore. Non ho i dati, nuovamente, non ho i dati perché ho fatto tutte le diagnosi e tutto è negativo, ma continuo a fare catastrofizzazione. Esempio, problematica che penso che non finirà mai, non ne uscirò mai, sarà sempre più intenso e sempre più grave, mi vedo in sedia a rotelle, mi vedo da solo, senza nessuno, senza supporto. Questa è catastrofizzazione, ovvero una previsione negativa della propria condizione fisica. Attaccamento. Un altro fattore di rischio trovato in questo studio è l'attaccamento, ovvero attaccamento a cose materiali o a persone, quindi l'essere dipendente da altre persone, per paura ovviamente. Evitamento comportamentale. Questo lo vedo spesso, evitamento comportamentale. Cosa vuol dire qua? Evitiamo di muoverci, perché se mi muovo di più, allora il mio dolore andrà su, catastrofizzazione, e potrò soffrire ancora peggio, potrò anche rimanere a letto. Cosa non vera, perché il movimento, sappiamo che in questi disturbi psicosomatici o comunque generati da un cervello ipersensibile, il movimento è molto, molto benefico. E infatti evitiamo di farlo perché per paura. Un altro, percezione alterata dei sintomi. Percezione alterata sintomi. Cosa voglio dire qua? Che in queste condizioni in cui il cervello è andato in ipersensibilità, rilascia una sensazione molto più forte rispetto a una sensazione corporea neutra. Esempio, mi tocco sulla spalla che mi fa male, ma qui in realtà non c'è nulla di rotto, però se mi tocco o al collo da qualche parte sento dolore. Anche solo un tocco può creare dolore. Vuol dire che ci sono dei sensori nella parte del collo che vanno a reagire col cervello dicendo questa parte proteggimela, non voglio che sia toccata. Quindi questa percezione alta dei sintomi ha un nome specifico in medicina, adesso non mi passa per la mente, però è molto molto comune. Questo però ti fa capire che non è una problematica fisica di quella zona del corpo, ma è il cervello che sta comunicando con quella zona del corpo in modo alterato. Intolleranza all'incertezza. Questo è anche molto incertezza. Cioè, io non so che cosa succederà tra 2, 3, 1 anno, 5 anni. Come si fa a modificare questa intolleranza all'incertezza? Facendo qualcosa che mira verso una direzione che sappiamo dà un risultato. In questo caso ti invito a entrare a Neurobalance. Se sei incerto e però hai, diciamo, chiara questa situazione, perché magari mi conosci da diverso tempo sul mio canale, perché ti suona bene questa cosa, a parte che queste cose non sono cose che mi invento io, è uno studio che metterò in descrizione all'occhio di tutti, è una meta-analisi, anche molto recente, quindi se sei incerto sul cosa succederà tra 1 o 5 anni, non catastrofizzare, vai e direttamente inizia con Neurobalance, lo puoi fare oggi stesso, entri nel programma, fai esercizi, rimani costante perché la costanza è quello che veramente ammazza tutti, tra virgolette ammazza, perché non siamo costanti. Iniziamo un percorso e pensiamo che con una seduta tutto funziona, non sappiamo che in realtà ci vuole dagli 1 ai 3 mesi per ricreare un percorso di abitudini mentali, fisiologiche,
Quindi non puoi semplicemente fare una meditazione una volta a settimana, una seduta a settimana, se non fai giornalmente qualcosa. Neurobalance, te lo metto in descrizione, ti dà la possibilità di entrare in un percorso strutturato giornalmente e settimanalmente, fare gli esercizi di riprogrammazione neuromentale, neurofisiologica, attraverso varie tecniche che ho raggruppato io, e hanno già dato, non dico ma grandi risultati a molte delle persone che l'hanno già provato. Quindi ci vuole però costanza. E questa costanza, se sei incerto, ovviamente va giù. L'ultimo, perfezionismo. Perfezionismo, mi rivedo in tantissimo in questo. Perfezionismo, non so se l'ho scritto bene, mi rivedo tantissimo in questo perché anch'io mi ritengo abbastanza perfezionista in quello che faccio, cioè se le cose non sono come dico io, magari non sono ordinate come dico io in casa, vado in palla, perché penso che sto, perdendomi. E perdendomi mi dà frustrazione, mi dà ansia. Quindi devo avere i miei punti di riferimento. Però questa cosa, quando è consapevole, capiamo che va a impattare questi disturbi somatici. Ovviamente dico sempre ai miei clienti, smussiamo un po' gli angoli, non possiamo completamente cambiare la nostra personalità, probabilmente sì, magari in 5-10 anni, magari il 99%, ma ci sono delle caratteristiche che possono rimanere, ma se andiamo a smussare gli angoli del perfezionismo, queste problematiche possono calare di tanto. Ora non dico del 100%, ma possiamo iniziare a rivivere la nostra vita bene, ok? Magari i sintomi arriveranno in particolari condizioni stressanti della nostra vita, ma non ci facciamo controllare da esse perché uno, sappiamo da dove arrivano, dall'autovalutazione che vedrai anche in descrizione. Due, puoi controllare, perché puoi controllare non il sintomo, ma la tua reazione ai dolori, ai sintomi. Quindi questo è quello che volevo dirti. Queste sono percentuali molto molto chiare, cioè 80% depressione, ansia 55, 31% ipocondria, questi sono i fattori di rischio. Ora, molto probabilmente ti rivedrai in tutto in questa cosa, chi più chi meno, magari la depressione ho notato che mi sembra abbastanza alta, però questo lo vedo in tutti i miei clienti. E com'è possibile che i dolori sono magari differenti, ma le personalità sono uguali, quasi molto, molto simili? C'è, un chiaro segnale qui dalla neuroscienza, dagli studi della neuroscienza scientifici ultimi, dal 2024, che c'è questo collegamento e quindi dobbiamo andare a modificare e lavorare su questa parte qua per modificare il disturbo somatico. Fammi sapere cosa ne pensi, perché è un nuovo studio e non tutti sono andati a spiegare questa cosa qua al pubblico. Spero che attraverso questo canale tu possa essere sempre più consapevole del tuo controllo, perché è possibile ritornare a stare bene, lo vediamo in molte delle testimonianze del canale. Se non mi conosci, sono Alessio Veneziano, terapista, fondatore di Neurobalance per la cura dei sintomi nociplastici persistenti. Esempio, cervicalgia, mal di schiena. Vai al link in descrizione per tutte le info e accedere a Neurobalance se vorrai. Se hai domande scrivimi nei commenti e iscriviti al canale perché esce un video 1 o 2 volte a settimana. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!